L'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato, a seguito dell'incontro avvenuto con il Comune di Agrigento e la società Tua, mantiene una posizione fortemente critica riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale nella città. Nonostante il confronto, permangono gravi perplessità. La cristallizzazione delle condizioni di servizio che ostacola possibili miglioramenti e alternative di gestione, incluso l'affidamento in house. Di fronte a questa situazione, il sindacato USB Trasporti ha deciso di intraprendere un'azione incisiva, presentando un esposto all'autorità garante della concorrenza del mercato. Chiediamo all'autorità, sostiene il sindacato nella sua nota stampa, di verificare attentamente la situazione del trasporto pubblico locale ad Agrigento e di intervenire per ristabilire il pieno rispetto delle normative vigenti. Non possiamo tollerare che i diritti dei lavoratori e degli utenti vengano sacrificati in nome di logiche che sembrano favorire interessi particolari a discapito del servizio pubblico. L'USB Trasporti resta vigile e determinato a perseguire ogni via legale e sindacale per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente, economico e rispettoso delle norme nell'interesse dei cittadini e dei lavoratori di Agrigento.